Pantelleria devastata da 2 incendi quasi certamente appiccati dolosamente. Lo sfogo del sindaco Vincenzo Campo. Siete dei vigliacchi. L'isola di Pantelleria in provincia di Trapani è stata devastata dal fuoco. 2 sarebbero stati gli incendi che si sono propagati, appiccati dolosamente, nessuno ne dubita. Uno in località Camma e l'altro in località Gadir, contemporaneamente. Il sindaco Vincenzo Campo è indignato e su Facebook ha scritto: ringrazio di cuore tutti gli operatori impegnati a spegnere questi disonorati incendi. Vigili del fuoco, forestali e discontinui, protezione civile, forze dell'ordine, volontari, gente comune, al lavoro, anche a rischio della propria vita per difendere questo territorio. A te, vigliacco, o a voi, vigliacchi, dico solo che di essere umano o anche animale non avete nulla, siete solo esseri viventi che calpestate ingiustamente questa terra. Poi il sindaco ha descritto quanto accaduto. Fiamme altissime che tagliavano le campagne e lapilli lanciati a distanza. Di notte l'incendio di Pantelleria ha portato alla mente scene da eruzioni laviche, come quelle dell'Etna. Tutti hanno dato una mano per quello che hanno potuto. La capitaneria ha fatto salire sulle proprie motovedette alcuni turisti in fuga. In tanti sono saliti su altre barche e gommoni per allontanarsi il più possibile dalle zone del fuoco. Non ci risulta che vi siano feriti, ma soltanto tanta paura. L'aeroporto è perfettamente funzionante. Tra le ville sgomberrate anche quella dell'ex calciatore Marco Tardelli e dello stilista Giorgio Armani, in casa con amici, tutti fuggiti a bordo di un SUV verso la costa e poi su una barca. Il capo della protezione civile regionale Salvo Cocina traccia un consuntivo. È andata bene perché il vento di scirocco spinge verso il mare, altrimenti sarebbe stato complicato. Non c'è stato alcun danno a persone, bruciate solo alcune strutture in legno come tettoie e gazebo. Comunque all'alba sono partiti per Pantelleria un Canadair e mezzi aerei del Corpo Forestale regionale. Da Trapani è salpata una nave per trasportare altri mezzi antincendio, che dovranno completare le bonifiche. Sulla natura dolosa ci sono pochi dubbi. Abbiamo individuato almeno 2 punti. Stiamo verificando se ce ne siano altri.